15 anni fa veniva ucciso a Caltanissetta il sindaco Michele Abbate, la città lo ha ricordato oggi. Sentiamo Antonio Macaluso. Il 7 maggio di 15 anni fa Caltanissetta faceva conoscenza in modo sanguinoso e traumatico con la violenza legata al bisogno e all'incultura. Il sindaco Michele Abbate veniva colpito per le scale che portavano al suo studio di medico da un giovane balordo, William Pilato, armato di coltello. L'omicidio avveniva proprio quando la città imparava che anche chi amministra può stare dalla parte della gente. Tra i primi a soccorrerlo il vicino farmacista Salvatore Messana, che sarà poi il suo successore. Quel giorno un commerciante mi venne a chiamare urlando, dice: guardi, hanno accoltellato il sindaco. Io sono venuto qui sul posto, l'ho trovato, lo avevano già adagiato su una sedia, Michele non parlava, Michele non so neanche se era cosciente, e quindi immediatamente, non arrivando i soccorsi, ho fatto in modo che venisse portato in ospedale. Credo che oggi quell'esempio e quell'insegnamento può essere da guida a quanti guardano alla politica con spirito di servizio, e può essere da monito a quanti guardano alla politica solo per coltivare i propri interessi.